Canini con l'attacco di Amori, il pallone in verticale, gran palla di Canini, attenzione, posizione regolare, Cosso al centro, c'è Geda il tiro, Geda rete, Geda 2-2. Come nel primo tempo, attacco della profondità, molto bene, qui lo fa Cosso, non lo fa l'attaccante perché retrocede, aspetta linea del fuorigioco e poi riparte. Le Grottaglie forse magari speravano in un controllo migliore. Lazzari, cross pericoloso di Lazzari per Geda gol, Geda incredibile, in campo da 4-5 secondi, non li ho contati esattamente. Geda mette il timbro a questa partita, il minuto è il 45esimo, impresa straordinaria del Cagliari. Parte Geda, Cagliari in vantaggio al 15. Attacco del Cagliari con Kossu, pallone dentro, Geda! È il gol del Cagliari! Geda 1-0 all'8° minuto. Geda, Cagliari in vantaggio al minuto numero 28, il cross perfetto di Kossu, tutto solo Geda che però poi ha bisogno di un rimpallo per portare in vantaggio il Cagliari. Nono gol in stagione, raggiunge acqua fresca nei cannonieri delle Cagliari, il lancio perfetto di Kossu, il cross sulla testa di Geda, la parata di Sorrentino, palla che poi batte ancora sulle gambe del brasiliano. Fortunato Geda e il Cagliari in vantaggio. Palla dentro, Staccafini, staccano per i difensori del Napoli ad allontanare, arriva Kossu che cerca lo spazio per servire Matri, pallone dentro, Geda non la prende, 1-0, Geda ci è arrivato e il Cagliari è in vantaggio. Ancora Kossu, Geda, gol del Cagliari, ha segnato Geda, 2-1, Cagliari in vantaggio. Adesso sì che Geda si è fatto perdonare da Allegri. E subito pareggio del Cagliari, Lazzari ha pennellato il cross, Geda sul secondo palo, Carriso non ci arriva, lo avevamo detto che erano due squadre votate all'attacco, in 5 minuti un gol per parte. Proprio Kossu dalla bandierina va sul secondo palo, Andanovic con una mano, arriva Biondini in corsa, preferisce non calciare, la mette in mezzo, Geda! Il Cagliari in vantaggio subito con Geda!